1 milione e quasi 800.000 euro è la cifra stanziata per il ripristino degli edifici municipali del Polesine danneggiato dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012. I comuni interessati hanno tempo 30 giorni per presentare la documentazione necessaria alla Regione Veneto a Venezia. La maggior parte di queste municipalità del Rodigino è localizzata tra Melara e Occhiobello, passando per Castelmassa, Ceneselli e Trecenta, lungo la fascia costiera del Po che guarda proprio a quelle aree dell'Emilia pesantemente devastate dalle scosse sismiche. La cifra servirà soprattutto a sistemare edifici sacri e scolastici. Il terremoto dello scorso anno e le più recenti scosse con epicentro in Toscana, chiaramente avvertite nel territorio polesano, hanno inquadrato quest'area tra quelle a maggior rischio sismico, aspetto che fino a poco tempo prima risultava assolutamente estraneo all'estrema area meridionale del Veneto, come ci conferma la presidente della provincia di Rovigo, Tiziana Virgili. Mentre prima parlavamo del Po, dell'Adige, della fragilità connessa alla presenza di grandi fiumi, adesso dobbiamo considerare anche il rischio legato ai sisma. I due eventi sismici importanti del 20 di maggio e del 29 hanno veramente interessato in maniera tosta molti comuni rivieraschi e non solo. Basti pensare che 29 chiese sono state dichiarate inagibili per i danni, ma poi i municipi, le scuole, stanno proprio arrivando in questi giorni i risarcimenti e le scuole sono già state messe a norma perché è chiaro che l'anno scolastico doveva procedere, adesso i sindaci stanno adoperando per intervenire negli altri edifici pubblici, per cui neanche il sisma non ci risparmia. Abbiamo sentito compiutamente anche la scossa che ha interessato la Toscana e tutta l'Alta Italia di qualche giorno fa, per cui in Italia la terra trema dappertutto e anche il Polesine non è più a basso rischio sismico.